meglio non c'è! Che di meglio non c'è! Siamo qui! Siamo qui! Siamo là! Siamo là! Della Roma! Della Roma! Degli Ultra! Degli Ultra! Non vedi che pezzo ne fregna! Amore, stucca per cornicione del cazzo! Ma vedi che sì, no? A scala ragazzi! Dove io? Allora stavolta, a buona! A buona! Amore, amore no! E ora che sta cazzo vai! Te picco dentro così! Ma picco, fatela per tutti quanti! Ma non c'è arrabbiato! Ma ti fa bene piacere! Dai, principe, fai vedere io benissimo le Roma! Aspettate una voi stronzi! Che cazzata veramente, stronzi! Mo siamo stronzi noi! Ma che t'ha presa, Ci? Oh, ma che sei scema? Proprio oggi che abbiamo vinto ti metti a farti i pezzi, io non ti capisco. 3-2 abbiamo vinto, sa? E quando vinci perché vinci? E quando perdi perché perdi? Ma stavamo a scherzare, dai, su, amore. Piano. Mi sono pure fatto male al braccio. Dai, non fa così, mi dispiace. Scusa, non lo faccio più. A vita una mignotta, a paura! Ma che cagate chi tu? te conosce? La facciate stupra senza movendito! Dove sta la porta? Non vuole che sia calmata. Ammazza il caratteraccio c'è questo. Scusa, Ci. Perché? Stiamo quest'ultima di campionato, va. Abbiamo pure rifatto lo stadio nuovo. Palla al centro. Passa. Guarda, sto portiere non la finisca. Dai, passa sta palla, ma che l'ha messa in banca? Su. Ma vedi che finta. Ecco il tiro. Che culo l'ha parata. La formazione dall'altra parte, su. Allez, giocate con la squadra, su. Ecco che va sul fondo, il cross. Bellissimo. Che stacco, manco mezzo. Ciuzzarella a 100%. Il tiro, improvviso, la parata. Vediamo. Con questa altezza la squadra, vedete che avanza. Va sul fondo, il cross. Oh, la fila della mignotta, ma che è un'entrata questa? Rigore netto. Sì, poi stasera lo vediamo alla Mogliola. Ecco
vedete che tutto è pronto, la palla sul dischetto, il portiere sulla linea di porta. Il centravanti si concentra, prende la rincorsa, si avvicina al pallone, lo sistema, fa tutto per innervosire il portiere. Torna indietro, i due si guardano, attimi di tensione, tutto lo stadio col fiato sospeso. Vedete che sta per partire, il portiere si piega sulle gambe. La rincorsa, il tiro, gol, no, parata! Subito stampato pericolo. Le squadre fanno un po' più guardine, il gioco risparmia un pochino sulle fasce. Una bella partita comunque. Vedete la squadra di casa che cerca di portare delle azioni di attacco. Il tiro, la parata ancora, tiro, parata. Oh, un muro. Sperate, matricola. Tu finisci del campionato. Le pallette però me le porto via. Oh, Aci, Oh, ma tu che ci fai qua? passavo da sti vizi. Lo sai che non mi va che ci vedono. Oh, io non la faccio più a nessuno, mi sa. Tanto martedì quello torna. Così ci parlo e risolviamo sta cosa. E sarebbe ora. L'ultima volta stava a tocchi, io lo dicevo strippato. Sono passati 6 mesi dall'ultima Oh, io lo volta. potete pure te, no? Aci, guarda, ho fatto la foto. Massa come sono brutto. Ma che sono così brutto io? No. E gli altri documenti? Ce l'ho a casa, sono pronto. Lunedì dopo la trasferta vado a fare la commissione, sono cose lunghe. Lo so che sono cose lunghe, un anno che me lo dici. Da quando sto con te? Uno mica si può trasferire così da un momento all'altro, no? Mannaggia, proprio adesso che hai trovato da fare la parrucchiera. Oh, guarda che le mani me le posso rovinare pure a te, che lì le donne non se li fanno gli aprire. E poi io voglio aprire il beauty center mio, l'hai capito o no? E lasciami. Quanto marazzi quando t'arrabbi. Per questo mi fai sempre incazzare. Cammina, va? Cinzia! 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 È arrivato, sta a casa. Ma che serve? È tornato un'ora fa. A Red non è che so fa la trasferta a Torino. Ormai l'ho detto a tutti gli amici miei, è un anno che mi preparo. Non ti preoccupare, Fatti. Oh, dammi i soldi. Devo comprare latte, se no si insospettisce. Chi è? E falla finita di fare scene. Andiamoci anche con te. No, la vedo io. Ah sì. E te li metti con lui. Io l'ho fatto entrare, vedete farlo uscire. A me queste cose non mi piacciono. Ma guarda, Ma portate a casa solo mani stirate. Red non è ladro. Dai, è tempo. Se da un lato la formazione biancoazzurra la troviamo impegnata all'Olimpico, in una partita che sulla carta potremmo anche considerare non proibitiva, è pur vero che il delicato momento psicologico di qualche giocatore chiave rischia di rendere particolarmente spinoso un match che la Lazio non si può assolutamente permettere di pareggiare. In alcuni come il pane, soprattutto se pensiamo alle prossime terribili trasferte che l'aspettano. Speriamo per gioco, non la vittoria, di prendere definitivamente le distanze dalla pancia bassa della classifica per affrontare il futuro con una serenità che sino ad oggi è mancata in casa biancoceleste. Quanto alla formazione giallorossa, di motivi di interesse ne potremo trovare davvero a iosa in questo momento in Roma, che la bizzarria del computer ha fatto cadere in un momento particolarmente elettrico per entrambe le società. Manca toccata. Bagno domani. Ma li la metto nel pane la pasticceria. Non devi nada, hermano, aspetta, grazie. Ne serve più. Buono, con temperature piuttosto miti. Ma l'ha riempito anche il questionario? Domani. Sì, mo tutto domani, ne ha fatto una residenza, una nascita. Guarda che abbiamo tirato fuori 1 milione per sto posto a Terni. Anche su Ci queste siamo fatti riccomandare per carcere a vita. si è verificato. Sì, mo in Italia ci stanno 40 milioni di carcerati. Compresa io.
Il flusso perturbato atlantico. Ancora con sti tedeschi? Che vuoi da me? Per Che Guevara ha fatto così. Quelli che ho fatto l'altro anno mi sono dati tutto in faccia. E poi almeno che la sta apparendo. Come è già accaduto negli ultimi giorni, te vedesse tuo padre. Mi riconoscerebbe. spinge Manco io allora. verso sud. Ed ecco quindi che la parte terminale delle perturbazioni, come si nella sequenza animata, si avvicina alla penisola iberica e provoca una graduale diminuzione della pressione. Io stavo a scappare, il garagista ha sparato e il proiettile ha colpito la traversa. È entrato in rete e è uscito dall'altra parte. Oh, meno male che ne ha preso il palo, se no ero fatto. Ammazzalo. Un bel ricamino, eh? State fermo, se no te ne faccio un altro. Come ha marcato tua sorella? Che lo chiedi a lui? Beh, era lui che ti doveva sorvegliare. Io ho sorvegliata. Vattene a letto, va che sono le 10. No, aspetta. No, guardi il regaletto. Dai, via, lo sta dentro la borsa. C'è una scatoletta. E i palletti. Sembrano di ferro. Ho fatto un po' di pratica. In 2 anni avrò fatto 3 coppe Italia e 2 campionati. Sai, fammi una partita. Ti ho detto che sono le 10. Grazie. A me non mi fa mantenere così lungo. Sei mica stato in galera, oh? E manco ci voglio andare. Lasciami. Non lo vedi che sto scattando le trate? Parliamo dopo. A che ora torna tuo padre? Alle 6. La prematura eliminazione dalla Coppa Italia. Scusami, no, non volevo di questo. Te volevo dire soltanto che Sì, io vabbè, ho capito. di fiducia. Poi se la società può fare Oh, che palle, però, ma se gli dico che sto 2 ore che sto qua a aspettare. Volevo dire soltanto questo qua, puntiamo Vabbè, aspetto altri 5 minuti, però poi se non mi fate parlare, non mi venite a dire che non ci sta niente sotto, perché ci vedo manco se me sparate. Mi chiamo Mario, sto del gruppo Esquilino. Cioè, se è possibile ora sapere se sto benedetto tedesco, sono comprato.